nuovo. Allora, Raffaele Padrone, segretario generale UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia, possono scattare 2 minuti. Ecco, queste situazioni, no? Ieri per esempio hanno dato vita ad una manifestazione in altre città italiane. Questo sollevarsi della gente vi preoccupa? Certo che ci preoccupa perché, ripeto, è una situazione di piazza che diventa sempre più calda perché il problema non è certamente da sottovalutare perché è un problema sociale. Abbiamo iniziato con le chiusure delle fabbriche, abbiamo iniziato con gli scioperi, abbiamo iniziato l'anno scorso in questo periodo con i presidi davanti alle aziende, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il nord-est tutto è stato la regione dove prima sono scoppiati i movimenti del 9 dicembre, se lo ricorda. Quindi noi lo dicevamo, io lo dicevo, anche quando parlavamo dei forconi, di tutti questi periodi. Purtroppo noi abbiamo scritto, noi dell'UGL abbiamo scritto, casca a fagiolo questa domanda, perché abbiamo scritto poco tempo fa al Ministro dell'Interno come UGL Polizia di Stato per dire al Ministro di fare attenzione a questi movimenti di piazza, perché ci lasciano praticamente sempre allo scoperto. Siamo in piazza, ogni volta c'è uno scontro con i lavoratori, l'abbiamo visto a Termini, cosa è successo direttore, l'abbiamo visto a Torino 2 giorni dopo e ce ne saranno ancora. Il problema è che ci hanno fornito questi, lei l'ho visto sul suo profilo di Facebook, no? Che non possono essere chiamati manganelli, adesso distanziatori, no? devono essere li hanno chiamati in una delibera distanziatori. Il problema è che non capiamo a cosa devono servire. Il problema è che non capiamo ancora, perché non abbiamo questi ordinamenti operativi, non sappiamo ancora come dobbiamo usarli. E quando dobbiamo usarli, non sappiamo quando dobbiamo indossare il casco perché diventiamo cattivi. Se usiamo i manganelli perché ci lanciano le bottiglie, come è successo a Termini, grazie a Dio ci hanno scagionato, ma ci avevano messo su tutte le prime pagine dei giornali. Quindi il problema è questo, abbiamo scritto perché dobbiamo essere sempre noi cuscinetti di queste tensioni sociali che si sono ormai create dopo questa crisi economica, e questo è il dato di fatto. Polizia, forze dell'ordine, sempre in prima linea. Padrone, grazie. Grazie a voi.